Parlato anche di Mumos, di questa vittoria che c'è stata, possiamo dire nel linguaggio della box che ha dato un destro-sinistro a Crocetta e a Lumia per quanto riguarda alcune rimostranze che aveva espresso nella sua interrogazione al Senato riguardo proprio a questo regolamento? Ma no, perché io ho accolto con grandissimo favore la richiesta di Lumia di maggiori attenzioni sulla città di Vittoria, di maggiore legalità e soprattutto di sostegno alle forze dell'ordine e alla magistratura, che è il nocciolo importante, diciamo, dell'interrogazione. Poi ci sono anche passaggi importanti sui personaggi inquietanti che circolano su Vittoria e noi chiediamo di essere liberati da questi personaggi, anzi io per primo ho scritto alla Commissione Antimafia, la quale ha aperto l'audizione con il procuratore Salvi, proprio citando la lettera del sindaco di Vittoria con cui si diceva allarmato proprio della presenza di personaggi inquietanti del presente e anche del passato che ritornano. L'unica questione su cui possiamo essere in dialogo e in posizione dialettica con il senatore Lumia è sulla vicenda in cui si generalizza sull'attività di mercato. Al mercato si stanno facendo sforzi enormi per non essere più come nel passato, anzi lo stiamo liberando rispetto al passato, ci stiamo impegnando tutti e soprattutto penso che però vada tenuta a destra l'attenzione sia dentro il mercato ma soprattutto fuori, dove mi risulta che i maggiori sospetti di illegalità siano nel mondo dei trasporti e degli imballaggi, che sono tutti fattori esterni al mercato ma che ovviamente devono operare con lo stesso. Allora io auspico che da questo punto di vista le forze dell'ordine, la magistratura che stanno facendo già un lavoro egregio, siano ulteriormente supportate da uomini, mezzi e risorse da parte dello Stato per poter contrastare ancora più adeguatamente questo fenomeno.